Allagamento della Golena a Fagare della Battaglia, tra le voci della devastazione la richiesta di aiuto di una mamma che da una settimana dorme in albergo per non separarsi dai figli di 4 e 13 anni. Guanti e stivali studenti del collegio Brandolini di Oderzo in Golena per aiutare i residenti a ripulire cortili e vigneti. I ragazzi, un'esperienza formativa che non dimenticheremo. Si lavora febbrilmente in Val Zoldana per ripristinare piste e impianti della schiarea Zoldo Civetta in vista dell'apertura della stagione invernale. Tutto sarà pronto per l'8 dicembre. Prima applicazione nella Marca del decreto sicurezza richiedente asilo, ospite dell'ex Serena ai domiciliari per detenzione di droga sarà rimpatriato. Il plauso del presidente Zaia. Paura poco dopo mezzogiorno in vicolo San Marco, a 2 passi dalla cavalcavia della stazione, bambino di 4 anni investito da una macchina che è trasportato d'urgenza al Cafoncello. 2 incidenti con feriti lievi oggi pomeriggio nell'autostrada A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza, traffico in tilt e lunghe code per tutto il pomeriggio. Non voleva perdersi la puntata del Grande Fratello, una 22enne trevigiana che in via Ellero è entrata in un negozio di elettrodomestici e ha rubato un televisore. È stata denunciata dalla polizia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Quindi in apertura torniamo a parlare del maltempo che ha colpito anche la nostra provincia. In albergo da una settimana con i figli piccoli, senza la possibilità di spendere per affittare altrove. È una delle storie che viene dalla Golena del Piave. Siamo andati questa volta a Fagare, dove la gente chiede aiuto per tentare ancora una volta di rialzarsi. Vediamo. Ho tutti gli elettrodomestici da prendere. Ho il mobile, logicamente devo andare a comprarmi le scarpe perché al 24 di novembre ho da fargli la cresima a mio figlio, perché anche quella, poverino, non posso dirgli no, non fai la cresima, perché giustamente sarebbe un altro colpo per lui. Golena del Piave, Fagare della Battaglia. La signora Elisa parla con la voce rotta dalla commozione e i nervi ormai logorati. L'acqua è salita fin sopra le finestre del piano terra, la famiglia dorme in albergo, difficile affittare un alloggio per brevi periodi con spese insostenibili. Io faccio un part-time e ringrazio i miei titolari che mi hanno lasciato a casa sta settimana per sistemarmi un po'. Mio marito è improprio, per cui non ha il mio stipendio fisso, mia figlia è disoccupata, ho un nipote che vive con noi, che lavora fortunatamente, e ho 2 bambini piccoli, uno di 13 anni e uno di 4 anni. Il comune ha dato una mano con 1.000 euro, ma al piano terra è tutto da buttare, una sofferenza per gli adulti e ancor più per i ragazzini. Adesso loro sono a scuola fortunatamente 6 settimane, ma la settimana scorsa avevo i ragazzi che erano da una famiglia all'altra, cioè avevo il bambino che alla sera era nevrotico perché poveretto non chiamava mamma e papà in continuazione. Non possiamo dividerci, perché anche i signori del comune mi hanno detto: signora, magari per il momento vi dividete, però i bambini vogliono stare con la mamma e papà, è impossibile, per quanto loro, i miei amici mi aiutano magari durante il giorno, ma la notte i bambini devono rimanere con la mamma e papà. C'è chi sperava di riparare la propria casa con delle paratie, ma l'assenza di energia elettrica ha impedito di farle funzionare al meglio. Se c'era la luce si poteva far funzionare anche l'impianto. Lungo la strada, via Castello, non si ricorda una devastazione simile neppure nel 66. La situazione è sempre peggio perché ci rendiamo conto che non c'è più niente da salvare. Non accettano i residenti della Golena di sentirsi degli abusivi in quest'area o alla meno peggio dei predestinati. Qua ci sono tante cose che ognuno dice la sua, qua ci sono gente che è venuta a abitare nella Golena, poi ci sono queste case che questa risale al 1484 e siamo sempre noi proprietari, tutto il resto è stato fatto dopo, diciamo argine, dighe. Case e aziende messe in ginocchio da una piena che in molti hanno sottovalutato. Ho avuto danni paurosi, diciamo. No, onestamente c'era il camion, c'era il muletto, c'era di tutto, anche il camion, è andato tutto sotto in poche parole, capito? Mai si poteva immaginare una storia del genere, capito? Guanti e stivali, studenti del collegio Brandolini di Oderzo in Golena per aiutare i residenti a pulire cortili e vigneti. Si fa prima ed è anche molto bello,
aiuta il morale. Salgareda, via Argine Piave, studenti del liceo Brandolini Rota di Oderzo danno una mano a una delle tante famiglie gravemente danneggiate dal maltempo a salvare il salvabile. Un'idea lanciata dai dirigenti scolastici e accolta con entusiasmo dai ragazzi. Mi sembrava una buona idea finalmente poter aiutare in maniera pratica, quindi ho deciso di aderire subito. Possiamo aiutare la gente e comunque stare insieme tra amici, quindi ci divertiamo e aiutiamo allo stesso tempo. Onestamente non vorrei essere nella loro situazione, quindi dato che c'è questa possibilità credo sia il meglio aiutarli. Sempre bello secondo me riuscire a approfittare di queste occasioni per dare una mano e rendersi conto veramente della fortuna che abbiamo a vivere in una casa asciutta, chiusa con riscaldamento e tutte le nostre comodità, perché anche a pochi chilometri da noi magari c'è chi vive situazioni come questa. Un altro gruppo, via Grave di Sotto, Negrisia di Ponte di Piave, l'insegnante di religione che ha contattato le famiglie da aiutare, promuovendo poi a scuola anche una raccolta di generi di prima necessità, è visibilmente colpito dalla risposta degli studenti. Sono orgoglioso di loro perché hanno accettato in tantissimi, perché siamo qui in tanti, siamo in due nuclei diversi, hanno accettato ben volentieri, siamo una trentina di ragazzi, quindi siamo veramente soddisfatti della loro risposta e anche della risposta di tante altre persone, di famiglie del Brandolini. Anche quelle per terra, dopo quel multiplo, sì, perché bisogna votare bancale. Anch'io sono uno che abita vicino al Piave, allora siccome da me non è arrivato niente e sono stato fortunato, quelli un po' meno fortunati ho deciso di aiutarli. Ma dicono tutti che a noi non piace far fatica, ma a noi piace far fatica. Come dicono che i giovani non sono educati, ma anzi. Semplicemente con un aiuto, con qualche oretta, può significare tanto per queste famiglie in difficoltà e quello che si può si fa. È una bella esperienza, comunque è giusto farla, aiutare quelli che vivono vicino a te, ci mancherebbe altro, se c'è bisogno di aiuto. Siamo i primi qua tutti quanti a darlo, credo, non abbiamo nessun problema. Sicuramente è stato un momento difficile per loro, soprattutto la scorsa settimana. E quindi sono comunque contenta per aiutare quando c'è bisogno, rendermi utile è la cosa che mi riesce meglio. Il figlio della proprietaria del terreno, Walter Bergamo, racconta di aver ricevuto prima la solidarietà degli alpini, ora degli studenti. Ci danno una mano ed è molto importante e quindi senza di loro obiettivamente non sapevamo da dove prendere, quindi sicuramente è stato molto importante questo. Avranno uno strascico giudiziario i post su Facebook nei quali un dipendente della ASL abruzzese ha rivolto ai cittadini veneti colpiti dal maltempo frasi come "se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute". Nella sua prossima seduta la Giunta Veneta formalizzerà l'incarico all'Avvocatura regionale di procedere sia in sede civile che penale contro l'autore del post. Ed ora ci spostiamo in Val di Zoldo, il post alluvione non ferma la schiarea, si lavora febbrilmente per ripristinare impianti in vista dell'apertura della stagione invernale. Siamo ai piedi del Pelmo, schiare a Val di Zoldo Civetta, anche qui sono evidenti i danni che ha lasciato il maltempo, i primissimi si possono facilmente individuare lungo nel primo tracciato del percorso degli impianti di risalita e naturalmente anche in fondo alla pista di rientro. Pur tuttavia vedete che qui la situazione è in divenire perché già si sta preparando per l'avvio della stagione invernale, la stagione dello sci a partire dalle primissime nevicate, ma comunque ufficialmente dall'8 di dicembre. Vedete che già tutti i cannoni sparaneve sono praticamente in fila qui pronti ad entrare in azione e lo sci partirà esattamente come è stato annunciato anche dall'assessore regionale al turismo Caneri, da tutti gli impiantisti a fune, eccezione fatta per le difficoltà evidenti e palesi nelle strutture di Malga Ciapela. Siamo stati particolarmente fortunati, pochi alberi spezzati, gli impianti hanno retto, dunque non c'è nessun danno agli impianti, parcheggi in ordine come può vedere, dunque tutto sommato siamo tranquilli di poter iniziare la stagione in tempo, diciamo. Ecco, in effetti abbiamo già visto che è tutto sistemato, si sta lavorando. Eh sì, in effetti stiamo lavorando adesso, no, per rispettare i tempi dell'apertura.
Lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo. Arrivano in Veneto 323 carabinieri che andranno a rinforzare i 7 comandi provinciali, 206 militari prenderanno servizio già il 12 di novembre, mentre 115 vicebrigadieri seguiranno a dicembre. Si rafforzerà così il dispositivo preposto al controllo e alla tutela del territorio. Questo potenziamento numerico e qualitativo, rivela la Legione Veneto Carabinieri, conferma l'impegno che l'Arma da sempre pone nell'incrementare la sua capacità operativa con costante dinamismo organizzativo, nella consapevolezza di essere l'istituzione deputata a vigilare sul 97% del territorio regionale. Ed ora una notizia arrivata nel pomeriggio in redazione: respinta la richiesta di protezione internazionale di uno spacciatore di droga nigeriano richiedente asilo, sorpreso in flagranza di reato alcuni giorni fa dalla polizia locale di Treviso, che nel suo alloggio nella struttura di accoglienza dove era ospitato nell'ex caserma Serena di Dossona ha poi trovato altri 240 grammi di marijuana. L'uomo ora nel CPR di Brindisi. Verrà espulso immediato il commento del presidente della regione Luca Zaia. Tocchiamo con mano i primi effetti della legalità affermata dal decreto Salvini. Finalmente i delinquenti tornano a casa loro, come è giusto che sia e come hanno sancito il ministro dell'Interno, il governo e il Parlamento con la fiducia votata ieri dal Senato. Ed ora invece torniamo a Roncade. Dopo i servizi di ieri sui furti in casa e l'idea di alcuni cittadini di autotassarsi per una vigilanza privata, oggi la risposta e le proposte del sindaco Zottarelli. Sentiamole. Vigilante antiladri per San Cipriano. Dopo la proposta via social di un cittadino che in breve ha ottenuto oltre una quarantina di possibili adesioni, da registrare oggi la posizione del sindaco, che precisa come la giunta della vigilanza privata non cancelli del tutto il rischio di visite indesiderate in casa. È qualcosa di fondamentale però che ha dei limiti e questo bisogna che lo riconosciamo, così come i passaggi della polizia locale e dei carabinieri che sono stati incrementati in questo periodo. Anche il vigilante passa però non staziona, quindi dobbiamo tener conto che i ladri, che ormai si sono fatti assolutamente furbi, controllano i passaggi e agiscono dopo il passaggio. Non sanno gli orari, quindi può essere un aiuto che si dà alla propria tutela, ma non è risolutivo. Il presente e il futuro, secondo il sindaco, sono la videosorveglianza a tappeto, i sistemi d'allarme e le buone pratiche antiladri. Sicuramente avere altre forme di difesa passiva come antifurti e antifurti anche tenuti accesi con le persone in casa, così come l'illuminazione anche quando si è via da casa o elettrodomestici tipo televisore accesi in modo da far credere che c'è sempre qualcuno, sono altre forme indubbiamente positive. Così come la collocazione di telecamere per verificare i passaggi nella propria proprietà, esattamente come sta facendo il Comune su quelle delle principali arterie del territorio. E sul fronte contributi del Comune per il servizio di sorveglianza lanciato da Cristian Demma, il sindaco risponde con una controproposta. Gli incentivi anche di tipo economico possano aiutare a dare delle risposte concrete anche a difesa e a tutela delle nostre abitazioni. Quindi stiamo pensando anche ad un eventuale incentivo per l'acquisto di antifurti e di telecamere. È finita nel peggiore dei modi la vicenda di Gianni De Vecchi, l'operaio di Vidor, scomparso da casa da oltre 5 giorni. Il suo corpo è stato trovato sul greto del Piave da una squadra della protezione civile impegnata nelle ricerche. Il 57enne, originario di Vidor ma da qualche mese residente a Bigolino, era scomparso nel nulla a bordo di una Fiat Punto nera senza lasciare alcun messaggio ai propri cari e dando alcuna spiegazione. Gli appelli, le ricerche sono state tante tempestivamente, ma purtroppo inutili. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di una disgrazia, anche se non si esclude il gesto estremo. Infatti qualche giorno fa sulla propria pagina Facebook l'uomo aveva postato un messaggio che faceva trapelare uno stato d'animo molto difficile, annunciando la volontà di salutare tutti, buoni e cattivi. Poi di fronte alle reazioni preoccupate aveva detto: tranquilli, sto scherzando. Ed ora l'attività della squadra volante della Questura di Treviso, 2 gli interventi decisamente insoliti che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Dalla ladra per non perdersi il Grande Fratello all'indiano tecnologico che non sbagliava una domanda al quiz per la patente.
Giornate decisamente insolite per la squadra volanti della questura di Treviso. Iniziamo dalla passionaria per i VIP rinchiusi nella casa a tutte telecamere, una 22enne trevigianissima con qualche precedente che passando per via Ellero davanti a questa vetrina non ha resistito davanti non a questo TV ma all'altro di l'ultima generazione. Così è entrata e in pochi secondi ha letteralmente abbracciato il televisore per poi scappare sotto gli occhi esterrefatti del negoziante e non solo. In quel momento transitava la volante sul posto e abbiamo notato una ragazza che si dava la fuga, stava correndo con un televisore parecchio ingombrante sotto braccio. La volante ovviamente insospettita dal fatto l'ha fermata e ha notato subito che la ragazza era rincorsa dal titolare del negozio dove aveva appena sottratto dalla vetrina il televisore e pertanto noi naturalmente l'abbiamo fermata, sottoposta ai controlli ordinari e in questura denunciata per il reato di tentato furto. Volanti chiamate anche per un insolito candidato all'esame di guida. 31 anni, indiano d'origine, con qualche difficoltà a parlare italiano, non sbagliava neanche una risposta al test teorico, cosa che ha insospettito i responsabili alla motorizzazione, con il risultato di far presenziare anche i poliziotti la sessione d'esame. Quest'ultimo effettuava dei movimenti sospetti con la mano destra vicino ovviamente alle gambe, vicino al ginocchio, e davanti alla richiesta del funzionario della motorizzazione civile di togliersi quelle che sono le cuffie normalmente utilizzate per l'esame, ha provato in un certo senso a non far vedere alla stessa che cosa effettivamente poi aveva all'interno dell'orecchio destro. Che poi era questo speciale auricolare dove arrivavano tutte le risposte ovviamente esatte. È stato denunciato all'autorità giudiziaria per il tentativo di truffa aggravata, questo perché appunto occultava, come abbiamo poi rinvenuto a seguito di perquisizione personale, una cuffia con tanto di microfono e attacco USB con il quale era ovviamente in contatto con l'esterno e che gli ha permesso durante il test finale anche di effettuare 0 errori. Ancora a cronaca, è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. Un bimbo di 4 anni è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello, le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:20 nel vicolo Marco Polo a Treviso, proprio accanto al cavalcavia ferroviario. Tanta paura fra chi ha assistito all'incidente. Sul posto è arrivata in pochi minuti un'ambulanza del SUEM 118. Il piccolo di origini straniere è stato portato in pronto soccorso. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Treviso. Ed è di 2 feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto oggi poco dopo le 15 in A4 nel tratto di San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Si è trattato di un tamponamento fra mezzi pesanti, 8 km di coda tra Cessalto e Portogruaro. Per evitare di congestionare ulteriormente il traffico è stato chiuso lo svincolo in entrata a San Stino di Livenzo, sempre in direzione Trieste. Nella direzione opposta verso Venezia si è formata una coda di 1 chilometro, un altro tamponamento verificatosi alle 17 tra 3 mezzi pesanti nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste ha causato ulteriori code sulla 4 nello scontro, informa Autovie Venete, una persona è rimasta lievemente ferita. Non era la prima volta che scassinava le cassette delle offerte nella chiesa del Santuario della Madonna di Caravaggio in via Garibaldi a Valdobbiadene. È stato denunciato in stato di libertà un marocchino di 27 anni. Vediamo. Scassinava le cassette delle offerte e rubava il contenuto. A presentare la denuncia alle forze dell'ordine la collaboratrice del parco del Santuario della Madonna di Caravaggio di via Garibaldi a Valdobbiadene. Non era la prima volta che il ladro si presentava in chiesa e approfittava dell'assenza dei fedeli per portare a termine il colpo. I furti accertati sono stati compiuti nel periodo tra settembre e ottobre 2018. Immediate le indagini dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno predisposto una serie di servizi nei pressi del luogo di culto e nella serata di ieri hanno colto in flagranza il ladro che aveva appena forzato la cassetta delle offerte asportandone il contenuto. Si tratta di un marocchino di 27 anni nullofacente, incensurato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato continuato. Sottoposto a perquisizione personale sono stati trovati addosso gli utensili per lo scasso e monete per un valore complessivo di 15 euro. Le circostanze del modus operandi hanno consentito di addebitargli anche i 3 precedenti furti commessi nei mesi di settembre ed ottobre. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora parliamo di economia con il futuro dei crediti cooperativi che entro fine anno dovranno trasformarsi in SPA e aderire ad uno dei 3 gruppi autorizzati dallo Stato. Tante le voci critiche sulla decisione. Oggi ascoltiamo quella di un parlamentare che fa parte della Commissione Finanze alla Camera. Sentiamo. Che non si faccia fare la fine alle BCC delle popolari. È quella di Raffaele Baratto, un'altra delle voci critiche sulla decisione di trasformare i crediti cooperativi in società per azioni e raggrupparli in 3 gruppi su scala nazionale. E non una voce qualsiasi, ma da chi ha la visione privilegiata del Parlamento e della Commissione che sorveglia di fatto l'economia italiana. E il paragone con Veneto Banca e Popolare di Vicenza arriva da un onorevole toccato personalmente dalla vicenda e che ha visto proprio le società cooperative a responsabilità limitata, quali erano le banche venete, a subire l'imposizione della trasformazione in SPA, che comunque non le ha salvate dalla liquidazione coatta amministrativa. Del resto il ragionamento dell'onorevole Baratto è molto semplice. Cambiare la cooperazione economica per una società di capitali, quella della SPA, significa cancellare un modello di finanziamento locale che funziona da oltre un secolo, con il rischio concreto di spezzare quel rapporto tra risparmiatori e imprenditori garantito da dirigenze nate e cresciute nei territori. Ma il parlamentare va oltre, criticando la scelta di 3 grandi gruppi nazionali. In un caso, troppo lontano dal Veneto e troppo vicino a Roma. Negli altri 2, perché aver permesso al Trentino di organizzarsi autonomamente e non al Veneto o alle altre regioni. Per questo si annuncia battaglia in Parlamento fino all'ultimo giorno utile. Io credo che bisogna stare attento a questa vicenda, anche perché entro fine anno dovrebbe partire il tutto. Mi auguro che si blocchi un attimo, che si faccia un ragionamento, perché dai soldi si rischia di arrivare a avere carte e i risparmiatori rischiano di trovarsi senza niente. Per la prima volta i sindacati hanno avuto confronti con tutti i 95 comuni della Marca in tema di sociale, ma per sostenere davvero chi ne ha bisogno, dicono, occorre fare ancora molta strada in tema di lotta all'evasione fiscale. I consumi, secondo l'Istat, superano i redditi dichiarati del 14% a livello nazionale e nella Marca questa percentuale potrebbe arrivare tranquillamente al 20%. Parola dei sindacati CGIL, CISL e UIL impegnati unitariamente nella contrattazione sociale 2018 con comuni ed enti che operano nel territorio, da quelli che erogano servizi all'azienda sociosanitaria. Il dato, secondo la CGIL, la dice lunga sull'evasione fiscale ancora da scovare che priva di risorse vitali chi ne ha bisogno. Abbiamo visto che ci sono molte risorse nascoste e molte risorse sprecate. Quando solo il 3% dichiara più di 75.000 euro lordi, vuol dire che c'è qualcuno che non è onesto fino in fondo. Questo toglie la possibilità di destinare servizi ai soggetti più deboli, a chi ha bisogno di interventi sociali per se stesso o per la propria famiglia. Lotta all'evasione per garantire una fiscalità equa nei comuni anche in vista dello sblocco delle aliquote IRPEF. L'invito è quello di non aumentarle fino ai livelli massimi. Per la prima volta nel 2018 i sindacati hanno avuto confronti con tutti e 95 i municipi della Marca. È un lavoro continuo quello della contrattazione sociale. Siamo riusciti a raggiungere risultati importanti nel 2018, concreti per i cittadini. Ci proponiamo di rilanciare la nostra azione nel 2019 in continuità col passato, ma su temi come fisco, welfare, tutto l'ambito dell'anziano, ma come quello della famiglia e dei lavoratori genitori, sono temi che interrogano i comuni e su quali noi vogliamo interloquire per riuscire a dare migliori servizi e elementi di sviluppo positivi al territorio. Anziani e famiglia, la CISL lancia la proposta di un piano regolatore del sociale che affronti anche il mutare della rete di sostegno parentale, un tema sempre più pressante. I sindacati si preparano a mobilitarsi per chiedere pari condizioni di deducibilità delle rette delle case di riposo. Quanto al contrasto della povertà, spicca un dato a livello provinciale relativo al reddito di inclusione. Le domande a fine agosto accolte dai comuni erano poco più di 200, quindi un chiarimento quando si parla di reddito di cittadinanza. Ma è proprio quello che ci serve, perché i numeri dei beneficiari ci fanno presumere che probabilmente non riguarda questo il nostro territorio trevigiano e probabilmente neanche il Veneto.
Albino Schileo, soldato e pastore a Monastiere, è dedicato al prete in armi nella prima guerra mondiale. Il volume curato da Ivano Sartor, che sarà presentato domani sera alle 20:30 nella sala Coghetto della sede della Banca di Credito Cooperativo di Monastiere del Sile. Dopo il saluto del presidente Renzo Canale, introduzione dello storico Giuliano Simeonato e contributi di Ricky Bizzarro e Francesco Barbato. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, in studio Carla De Conti e Francesco Pontelli, economiste. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, dove non mancherà qualche fenomeno. Vediamo dove. Sul Veneto avremo locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà grigio e anche spesso nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso ovunque e non saranno da escludere anche dei locali piovaschi a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Qualche spazio soleggiato in più soltanto sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal Meteo di Antenna 3. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.